Devo dire che io sono in questo momento piuttosto emozionato perché sto vivendo proprio il cuore di questa quarta edizione del festival, anzi chiamiamolo di Trame Sonore, un titolo che più emblematico non potrebbe essere, un grande progetto attorno alla cultura, attorno al bello, che trova in Mantova un palcoscenico veramente unico. Mi sto imbattendo con decine, direi quasi centinaia di musicisti, di amanti della cultura, che sono convenuti a Mantova e sono assolutamente meravigliati e affascinati proprio da quello che sta succedendo in città. Mi sembra che la città stia volando proprio, come si può dire, sostenuta dalla bellezza, la bellezza di quanto stanno facendo questi musicisti, 320, provate a immaginare, che vengono da ogni parte, direi soprattutto da tutta Europa, ma anche da tutto il mondo. E la bellezza ovviamente della musica non poteva trovare ambientazione migliore. Mantova veramente è il palcoscenico ideale per un grande progetto per la musica classica, ma poi per la musica da camera in modo particolare, cioè riportare la nostra musica alla sua naturale dimensione, ed è che sono i salotti, i piccoli ambienti, per la vicinanza che è fortemente caratterizzante questa quarta edizione e tutta la filosofia di fondo del festival. In questo momento Mantova si sta trasformando in una grande fucina di idee. Pensate che ho appena lasciato adesso un convegno, una tavola rotonda in cui tantissimi, ci sono centinaia di persone, operatori, direttori artistici, politici, ci sono senatori, ci sono anche un componente della Commissione Cultura del Parlamento che insomma si stanno interrogando esattamente nella linea, nella filosofia del festival, su che cosa deve essere la musica in futuro, perché la nostra arte è comunque un'arte eterna. Quello che noi dobbiamo fare, capire e studiare è come potersi rimodulare per il futuro, come la musica da camera, apparentemente arte obsoleta, ma non lo è assolutamente, debba un po' cambiare e appunto rimodularsi per l'avvenire, per i tempi, adattarsi ai tempi. Ecco, Trame Sonore è un grande laboratorio che attraverso questo dibattito senza parole di 180 concerti in 4 giorni in luoghi da fantascienza con 325 musicisti mette appunto in atto questo dibattito dal quale speriamo che venga tracciata la strada per il futuro.